Il quasi azzeramento dei voli provocato dalla pandemia ha praticamente raso al suolo il loro settore. I lavoratori degli aeroporti veneti hanno manifestato in piazza Ferretto a Mestre. Sono impiegati al Marco Polo di Venezia, al Catullo di Verona e al Canova di Treviso nelle mansioni più varie e con inquadramenti contrattuali diversi. Ma se il blocco dei licenziamenti non venisse prorogato, il 20-30% di loro rischia di perdere il posto. Sugli 8.000 stimati dei 3 aeroporti, un buon 2.000 persone. Quali mansioni? Di tutte. Tutte, dallo scarico e carico bagagli al check-in, alle pulizie, a autonoleggi, controlli di sicurezza. Siamo tutti interessati. Alberto lavora allo smistamento bagagli al Marco Polo di Venezia, un aeroporto che con la pandemia ha perso il 75% dei voli. Abbiamo fatto 12 mesi di cassa integrazione straordinaria e adesso siamo passati alla cassa integrazione per Covid, quella in deroga. Ci sono più di 400 dipendenti in cassa integrazione ormai da un anno e soprattutto non si vede luce in fondo al tunnel. Elena lavora part-time al check-in dell'aeroporto Canova di Treviso. Il lavoro è dignità. Io in quest'ultimo anno e un mese mi sento abbandonata a me stessa e ho perso la mia dignità di lavoratrice e di persona. La crisi colpisce tutti, anche gli addetti alla sicurezza. In una fase di cassa integrazione i lavoratori della Security non percepiscono il fondo volo, l'integrazione, quindi stanno a 710 euro a mese. Tra le richieste l'attivazione di un tavolo di crisi permanente, investimenti e sostegno al settore e ammortizzatori regionali anche per coloro che ne sono stati finora esclusi.